Penso che ospitalità comunque vada di pari passo con il termine dignità. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. 9.000 che stiamo ospitando in questo momento, arriveranno oltre 200.000 persone quest'anno in Italia e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà riconoscimento dello status di rifugiato. Molti sono migranti economici. Dall'altro anche penso che pensare a rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio, visto e considerato che se fossero confermati questi numeri almeno 150.000 persone dovrebbero essere riaccompagnate una ad una in un volo d'aereo con le forze dell'ordine per poi essere rispediti a casa. La vedo dura, quindi bisogna che l'Europa scenda in campo e che si risolva il problema. Appunto, questi CPR la preoccupano, che se in Veneto ne viene aperto uno? Al momento noi non abbiamo nessuna proposta per un CPR. Il CPR che cos'è? Una struttura chiusa, di solito si prende una caserma per mettersi le persone che sono oggetto di rimpatrio obbligatorio. Al momento non c'è, al momento abbiamo un grosso problema perché abbiamo fin troppi migranti e i nostri casi, i nostri centri di ospitalità sono stracolmi e soprattutto ricordiamo che di questo passo noi non siamo in grado di garantire nulla. E quindi che si potrà fare? Non mi occupo io dei migranti, vorrei ricordare che c'è un commissario a livello nazionale, il soggetto attuatore è il prefetto della città capoluogo in ogni regione. Noi abbiamo sollevato il problema di scongiurare tendopoli e grandi assembramenti fin dal primo giorno. Qualcuno non ha capito l'obiettivo, adesso vedo che tutti mi chiedono la stessa roba. Il sindaco Brugnaro si è appellato al governo chiedendo di intervenire. Ha ragione, non so quale sia il contenuto dell'appello, ma se l'appello va nella direzione di dire guardate qui non ce la facciamo più è così, cioè noi siamo in grossa difficoltà visto e considerato che questi numeri sono insostenibili. Poi io sono abbastanza arrabbiato rispetto al ruolo dell'Europa, che è un'Europa che è totalmente assente, che è un'Europa che pensa di risolvere i problemi con qualche visita istituzionale, che è un'Europa che a tutt'oggi ha portato il tema dei ricollocamenti europei del famoso accordo a zero, non stanno ricollocando nessun migrante. Quindi l'Europa dovrebbe prendersi una quota parte di migranti che arrivano? No, l'Europa dovrebbe prendersi in carico il problema che non è un problema italiano, è un problema europeo. Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine dell'Europa. L'Europa non si sta occupando del più grave e grosso problema sociale che si trova ad avere oggi e che sarà e aumenterà l'ennesima potenza tra qualche anno. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.